Non ti vergogni di dire queste cose? Di fare delle leggi elettorali con dei condannati, non ti vergogni? Perché vai lì? Hai paura della videocamera? Perché non riprendi? Riprendi. Hai paura della videocamera? Hai votato no come Berlusconi quel giorno? Stai facendo una legge elettorale con un condannato. Hai votato come Berlusconi? Hai votato tu come Berlusconi? Tu sei un dipendente del popolo italiano. Tu sei un dipendente del popolo italiano. Che fai? Mi vuoi mettere le dichiarazioni? Perché blocchi la democrazia? Perché blocchi la democrazia? Fame, speranza, perché blocchi la democrazia? Spiega perché. Perché blocchi la democrazia? Ti impediscono di fare la dichiarazione. Perché blocchi la democrazia? Perché io voglio fare la legge. Lo sanno, non hai mai detto una storia al paese. Devi fare la tua dichiarazione davanti alla televisione. Ti stanno impedendo di fare la tua dichiarazione. Poi faranno la loro. Questa è la democrazia. Tagliati lo stipendio. Tagliati lo stipendio. Tagliati lo stipendio. State mentendo, violate la Costituzione. E te lo dico in faccia. Se siete fascisti, voi siete fascisti. Hai detto Voi siete fascisti. Voi siete fascisti. Io ti sto dicendo che stai violando la Costituzione e noi siamo da parte dei cose, non con una l'interesse della l'unica cosa che i cittadini italiani sanno che persone come lui sono schiave di loro, schiavi di potenti e stanno violando la Costituzione e hanno paura di stare qui per parlare. Perché fanno una legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento, perché hanno fatto una votazione in 10 secondi, si è entrato, ha detto questo, gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani, non sei degno di dire quello che vogliono, non sei degno di dire una cosa del genere. Questo qui, gli italiani hanno fame, questa gente fa gli accordi assieme a Berlusconi ai condannati e grida fascista a me che mi sento un dipendente del popolo italiano insieme ai miei colleghi che stanno facendo un lavoro eccezionale. Questo è un dato di fatto, bisogna sbugiardarli in questo modo. Lui è venuto qui per mentire sapendo di mentire e sono dovuto entrare in conferenza stampa per dirgli: se menti ti sbugiarderò. Questo è un dato di fatto, guardategli gli occhi a questa gente, basta guardare gli occhi a gente come Speranza, a Brunetta, a Sisto, a Berlusconi, a Renzi per capire che vogliono fare gli interessi esclusivamente dei banchieri, dei lobbisti e purtroppo del crimine organizzato.